Stormtrooper. Io Stormtrooper, Stormtrooper. C'è anche il capitano, c'è Johnny Depp. Grazie, Pignotto d'acqua. Grazie mille. Vediamo se il pubblico è pronto ai miei spoiler. È Johnny Depp che sta presentando. Momento spoiler. Ivor, morso di lupo da Assassin's Creed Valhalla. Un grande applauso. Vichingo. Ivor, morso di lupo! Vedo che sta per arrivare su un'altra cosa di molta qualità. Diciamo di sì. Quindi chiamiamo subito sul palco il numero 21, Sharon, che ci porta Funtime Freddy da Five Nights at Freddy's. Un applauso! Un bel inglese, mi è piaciuto. Che paura, accidenti. E chiamiamo col numero 22 Ainor, che ci porta Charlie Morningstar da Advik Hotel. Chiamiamo sul palco il numero 23 Alessandro, che ci porta un original. Un applauso. Alessandro! Terza stagione. Ho sentito, non so se è vero, che la quarta la sta girando un altro attore. Chiamiamo sul palco il numero 25 Chiara, Lara, Gioia e Giulia, che ci portano Atsune Miko, Tsukasa Tema e motori Nenne Kusagi da Project Sekai.
Bravissime, bravissime. Non scrive nulla. Hai già fatto, bravo, bravissimo. Tocca a me, sì, tocca a me, ok. Facciamo un applauso fortissimo al nostro Manuel che ci porta Jimbe da One Piece con il carattere degli uomini pesce. Cosa ti succede? È tutto qui? Dove è quella sicurezza che ti permetteva di scavalcare qualsiasi ostacolo? Dove è quella forza di cui diventavi tanto? Ti sono state strappate senza pietà da nemici contro cui non puoi fare più niente. Hai perso delle cose molto importanti per te. Tra le quali tuo fratello, che era la tua stella polare in due schivali. E ora nel mondo intorno a te non vedi altro che muori invalicabili. È per questo che non riesci a guardare oltre. Ti sei lasciato sopraffare dai rimpianti e dai sensi di colpa. Lo so che stai soffrendo tanto, Rapper. Ma devi cercare di reagire. Smettila di contare le cose che hai perso. Tanto non torneranno. Pensa piuttosto a tutto quello che ti è rimasto. Cosa hai ancora? I miei amici. Ho ancora tutti i miei amici. Bravissimo Jimbe, mamma mia. Ma che bello! Ok, handmade anche lei. Quindi chiamiamo sul palco i numeri 29, Francesca e Federico, che ci portano Kotaro ed Elizabeth da Ci penso io. Chiamiamo sul palco il numero 31, Maria Elena, ci porta Koga Himiko da My Hero Academia. Un applauso! Che carini che siete! Toga Indica. Io faccio parte della Lega dei Milan, ma perché questo? Perché per me la vita è troppo difficile, troppo, e voglio creare un mondo in cui mi sia più semplice vivere. Quando amo qualcuno, voglio essere come lui, voglio il suo sangue, è il mio istinto, la vita mi dicevano di non farlo, ma purtroppo sono fatta così. Insomma, voglio solo vivere, morire a modo mio. Giorno dopo giorno la polizia e gli eroi mi sono venuti dietro, ma quindi senza neanche pensarci sono iniziata a diventare, come dire, sensibile al modo che le altre persone hanno di guardarmi. Sono sensibile a tutto, insomma, quindi sono fatta così. Ora però a quanto pare tutti e due vogliamo sapere qualcosa dell'altro, quindi ora è il vostro turno. Perché volete diventare eroi? Onore? Per il bene di qualcun altro? Orgoglio? Io voglio sapere tutto di voi! Bravissima, tutto improvvisato, Così dal vivo, non è facile parlare con il microfono sul palco, bravissima, complimenti. Fatti bene vedere la giuria. Vai, porta via un po' di sangue. Complimenti alla nostra Toga, bravissima, bellissima. Facciamo un applauso ancora. Complimenti. Intanto c'è la nostra giuria che sta facendo il Capisco che sta esaminando. La nostra Martina che ci porta Maki da Jujutsu Kaisen. Un applauso per Maki. Grandissima la nostra Maki. Chiudiamo in bellezza con il numero 33, Marisol e Elma, che ci portano Mochi e Onigiri, che sono due personaggi originali. Un applauso! I'm
possibile, posso dire. Ma chi è Mochi? Ok, e Onigiri, un applauso a Mochi e Onigiri e chiudiamo in bellezza questo contest, grazie ancora. Bravissime, grazie. Io non posso spendere, no, non perché sono figlio, perché sono povero. Good, thanks. Ok, ne ho beccato uno. 1, 2, 3. Per cui per Domenico che non sapeva, cioè che diceva che non c'era un robot. Ah, ecco un altro cane cosplay. Arcan Domine. No, credo che facciano anche le rievocazioni. Oh, che figo! Quanto sei grosso. Quella lì è una figlia di Stefano. Anche Wolverine, per chi non lo sapesse. Belle le gonne. Non c'ha i peli, è depilato, dopo torno a controllare. È depilato. Bello sto cosplay, bello. Bello bello. Tirare a cazzo così tanto. Abbiamo Ramune 3 euro. Oh, c'è Super Mario 3,50. Chip di patate. Che bello! Ma che bella cosa! Thanos. Mi dimentico i nomi, è inutile, non ce la faccio. Il mio cervello è andato tanti anni fa. Thanos.
c'erano sempre i tavoli di gioco. Cazzo, sembra quasi che il tè mi abbia fatto male, sento il tè che mi torna sul tè la pesca. Dimenticato, non è che sia mai andato ai raduni cosplay, questa è la prima volta che vado in fiera, però sono belli, sono fighi, ho visto tante foto, tanti video, tanti reel, qualche short, sono fighi, sono fighi. Guarda che carino. Guarda qua, c'è anche una piratessa. Dai, no. Ah, è quella degli abbracci gratis di prima. No, ti stavo dicendo che sei sempre quella degli abbracci gratis. Allora, lo yukata si indossa così tranquillamente, anche sopra una canottiera, un paio di pantaloncini, e è fatto solo da lo yukata, l'obi e 2 fascette. Il kimono ha bisogno del sottokimono e di un genere, di una serie di accessori per poter legare E l'obi. anche il telefono. E il telefono. Sì. Perché sennò i tutorial io non li guardo senza il telefono. Dopo anche la fascia, Esatto. la cintura, il fiocco che è più complesso e da... È più complesso, sì. Allora col kimono si può mettere lo stesso obi che si mette con lo yukata, ma dipende dalla formalità. L'unica formalità dello yukata è il casual, mentre il kimono può avere diversi livelli Sì, di formalità. è informale allora lo Sì, esatto. yukata. Arrivo. Grazie. Salve. Ah, un altro membro del gruppo di ricerca, almeno c'ha la giacca. Fermo. Chi è? Bravo. Adesso arriva la nostra ricerca. No, ecco qui. Grazie. Però comunque ricordo che non sono soltanto il primo di 3 tornei che vedremo. C'è anche la categoria underdog. Sì, adesso siamo movimentato un po' di più. Infine, C'è un torneo speciale. robot della cosa Torniamo sulla Discord spalla. 2025. Francesco, abbiamo il nostro guru riguardo al C'è un Gandalf, c'è anche un Gandalf. Però un po' bassetto per essere Gandalf. Forse perché gli mancano gli hobby. Scusa, qual è il tuo cosplay? Il mio è Shih Tzu di Durarara. Durarara. Sì, Durarara. Te lo ricordi se mi giro con i cartelli stradali? Sì, probabilmente sì. Quello anche per queste cose. Ma almeno il modellino dell'Arcadia, il modellino della nave spaziale Yamato. Ah, queste è quelle dei draghi. Ecco qua un altro guerriero medievale. Bello. Ah sì, dovevamo andare in cerca di capitanarlo.
sta ricaricando. Allora Voi non vi rendete conto, ma c'è un enorme lavoro di qual è il tuo cosplay? Ho fatto io il design del personaggio. Hai fatto tu il design del personaggio? Bello! Poi è un cosplay proprietario tuo. Grazie. Ma più che altro la gara di cosplay a me interessavano quelli di Shingeki no Kyojin, l'attacco dei giganti. Stavolta non ce ne sono molti, c'è qualcuno, ma c'è il cosplay di una bambina, c'è il cosplay di una bambina. La Wolverine. Ma qua ballano ancora. Ah, questi sono quelli che fanno cosplay. Vabbè, dato che è una gara, visto che è una gara dovrebbero essere tutti qua. Fabio, vedo qua qualcuno che si prepara tra un po'. Fate vedere intanto. Giulia, un po' di carta in maniera. Non è che se fanno l'esibizione se ne vanno, è una gara, dovrebbero stare fino a fine gara. Abbiamo fatto, grazie. Facciamo un applauso. Chi meglio di lei ci può raccontare? È vero che è vero. Nel mio video c'era anche il... Vestiti delle ragazze. Facciamo parte del documentario anche, magari cantavano insieme, c'era quel signor gigantesco con la barba che cantava insieme a loro. E può essere. Faceva parte del gruppo o era... Ah, ok. Era io...